La posa della prima pietra dei nuovi edifici del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine è dimostrazione sia di come la comunità del Friuli Venezia Giulia sappia reagire alla crisi che del percorso di crescita di Friuli Innovazione, centro di ricerca e trasferimento tecnologico. Lo sottolinea il Presidente della Regione Renzo Tondo, che alla cerimonia inaugurale parla di innovazione come elemento strategico per il territorio. Ma l'innovazione è un tema centrale. Ricordo che già nella prima presidenza Tondo dicevo infrastrutture, internazionalizzazione e innovazione. Oggi non basta, bisogna accompagnare tutto questo con una semplificazione del sistema. Certo che oggi realizzare questo nuovo parco e soprattutto io raccolgo l'invito che ha fatto il Presidente Ceccotti di ampliare lo spettro, la platea delle aziende che possono in qualche modo accedere ai temi dell'innovazione, credo sia centrale per creare fiducia alle imprese e prospettive per i giovani laureati e diplomati. Incubatore di imprese per Friuli Innovazione è il momento di un ulteriore salto di qualità, accompagnando il nostro tessuto produttivo verso un sistema che sa innovare, in un percorso da rendere più semplice. Ancora il Presidente. È quello di semplificare il sistema, fare in modo che l'accesso ai finanziamenti, alle leggi, alla burocrazia sia più semplice di quello che è apparso finora. Molto spesso le aziende non si avvicinano ai percorsi perché sono più complicati e quindi perdono più tempo a farli che a ottenere i risultati che poi vorrebbero. Quindi noi dobbiamo creare un sistema più snello. Non è una battaglia facile, ma affronteremo anche questa. Innovazione come valore aggiunto da calare in un tessuto produttivo che sappia reagire alla crisi. Renzo Tondo. Ma il tessuto economico del Friuli Venezia Giulia sicuramente è uno stadio più avanzato e più dinamico che nelle altre parti d'Italia. Il nord-est è una regione ovviamente che ha saputo rimettersi in discussione anche con la crisi. Certamente questa è una crisi internazionale, planetaria direi, e quindi ci si confronta con parametri nuovi, però ho visto imprese reagire molto bene, ho visto più in difficoltà quelle che erano già in difficoltà prima. La difficoltà c'è anche nelle imprese ovviamente virtuose, ma ho visto imprese reagire bene. Certo, i mercati sono importanti perché se non si aprono i mercati nuovi evidentemente le imprese non sanno a chi vendere. Si può innovare, si può ammodernare, si può ridurre le spese, ma ci vogliono i consumi, ci vuole l'acquisto dei beni, dei mezzi di produzione, del manifatturiero, di tutto quanto. Se il mercato non si muove è chiaro che siamo in difficoltà.